Allora, secondo me è andata molto bene per il semplice fatto che abbiamo fatto quasi tutto quello che volevamo. Non c'è stata praticamente nessuna imposizione da parte di Pippo Baudo. E, Sì, sì. Ce l'abbiamo fatta quindi a fare un dopo festival in cui gli artisti, invece di parlare solo, potessero esibirsi e fare anche delle cose strane, come per esempio è accaduto con Cutugno che ha suonato il sax che non se l'aspettava nessuno, Zarrillo che si è fatto un bel assolo di chitarra rock che non se l'aspettava nessuno, e in più poi c'è stata la Oswald ospite, insomma, poi i nostri abiti, abbiamo potuto metterci delle parrucche meravigliose, io ho potuto sfoggiare dei baffetti che sognavo di mettermi da quando sono nato praticamente, e quindi è andato bene, anche se in realtà, essendo la prima puntata ed essendo che il palco a noi ce l'hanno dato pochissime ore prima della messa in onda, è stata in realtà la prova generale, soprattutto dal punto di vista tecnico. Penso che si sia visto che ci sono stati un sacco di errori tecnici, audio e tutte quelle robe lì, ma non è colpa dei tecnici, è colpa del fatto che abbiamo fatto troppo poche prove. Artisti in generale presenti al festival o quelli che volete chiamare per le prossime puntate, come ti sembrano? Sono stati collaborativi? Cose del Sì, genere? sì, sono collaborativi quasi tutti, a parte la Tatangelo che non è arrivata, anche se l'avevamo invitata, e penso che accadrà con la grandissima parte dei cantanti in gara, insomma, perché li abbiamo già contattati e quasi tutti sono contentissimi di prendere parte al nostro dopo festival. Benissimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie.